11ª giornata del campionato di eccellenza, tutto pronto per il big match che vede scendere in campo due squadre sul podio. La capolista Albissola, maglia granata, ospita la Genova Calcio, terza della classe, in maglia bianca. 6 minuti dall'inizio del match e la Genova Calcio spunta in avanti. Bennati lancia lungo per Parodi, che si gira bene. Va al cross, che però viene sprecato dai suoi compagni. Occasionissima Albissola dopo 5 minuti. Palla lunga per Piacentini che si porta in area, supera la retroguardia avversaria ma non riesce a centrare la porta. Equilibrio tra le parti che viene smorzato al 20° dalla Genova Calcio. Ranieri per Bennati, scambio con Riggio che va alla conclusione, potente ma fuori. Rispondono subito i padroni di casa, Romei mette in mezzo per Piacentini che non ci arriva, poi Gargiolli ma è ancora un niente da fare. Al 23° e al 27° sono protagonisti di due buone occasioni Piacentini e Romei. Prima il cross sulla destra si risolve in una parata in tuffo di Secondelli, poi ancora Secondelli ad anticipare Romei servito da Piacentini. Genova Calcio a provarci a 10 minuti dal termine del primo tempo. Traverso a servire Bennati che va al tiro, riesce a sventare il pericolo Gianrossi parando in due tempi. A reti inviolate si passa al secondo tempo, ripreso e montato da Samuele Ragusa. Episodio da Moviola dopo 8 minuti, l'arbitro, Paletta di Lodi, decide di non concedere rigore all'Albissola, il replay per chiarire l'accaduto. Il gol non tarda ad arrivare e con il traversone perfetto di Gargiolli, Piacentini trova la rete che sblocca il risultato. 9 i suoi gol in campionato, Albissola incontenibile in avanti, succede di tutto al 16°. Prima la superbotta di Gargiolli e con il corpo a difendere Digno, poi Durante ci riprova, il pallone è ancora sul numero 4. Ancora l'Albissola 6 minuti dopo, dal limite Gargiolli va al tiro, il palo a negare ai padroni di casa la gioia del raddoppio. 5 minuti dopo, brivido per la Genova Calcio, il tiro a giro di Ilardo sfiora il palo. Ci riprova la Genova Calcio, ancora con Ilardo che batte una punizione, ma stavolta parla sicuro Gianrossi. Bellissimo match, le due squadre dimostrano ancora una volta di meritare l'alta posizione in classifica, ma l'Albissola nel secondo tempo ha una marcia in più e conquista i 3 punti.